Buonasera, eccoci insieme con lo studio di Koinonia. Siamo con la lettera ai Colossesi. Vi ricordiamo il riascolto, se è per voi possibile, dell'introduzione che ha fatto il fratello Riccardo la volta scorsa. E io partirei immediatamente con una lettura dei primi versi del capitolo 16. Sono esattamente i primi 14 versetti che io vorrei leggere. Prima di leggere i 14 versetti io vorrei introdurre il nostro modo di stare insieme con una preghiera. Signore, noi vogliamo crescere, vogliamo conoscere, vogliamo capire che cos'è la speranza. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questa giornata in cui tu ti sei offerto a noi facendoci vedere delle cose. Alcune sono state belle, alcune sono state brutte, come il funerale di Anna Maria, Signore. Abbiamo visto delle cose dolorose, ma tu sei, Signore, come abbiamo detto, della vita e della morte, Signore. Signore, ti preghiamo questa sera di consolarci e di consolare anche il fratello colpito dalla morte di Anna Maria, fratello Giuseppe. Ti preghiamo di consolare suo figlio Kevin. Se lui fosse presente online, anche se lui non lo è, Signore, ti preghiamo di consolarli e di consolare anche noi per questa tristezza, per questo dolore condiviso, Signore. Ti preghiamo perché la lettera ai Colossesi che affronteremo in questi mesi sia una lettera che ci fa comprendere il senso completo della speranza. Perché la speranza, Signore, con te è certezza. Certezza del sangue di Cristo che redime da ogni peccato. Certezza del tuo amore, Signore. Grazie, Signore, per il tuo amore, che è superiore al nostro amore, per la tua compassione, che è superiore alla nostra compassione. Benedici, Signore, questa serata. Guidaci nella lettura, nello studio, nella comprensione. Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Se dovessimo dare un titolo, potremmo dare proprio questo titolo, no? Conoscenza, amore e speranza. Questa lettera ai Colossesi che si apre con questo testo che io leggerò fino al versetto numero 14. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della
scusate, della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Mi soffermerei qui. E dunque, grazie Paolo. E dunque Paolo mi è sorridere perché Paolo porto un bicchiere d'acqua, grazie, scusate. Ma Paolo è quello che ci porge un bicchiere d'acqua spirituale con questo testo anche. E dunque Paolo si presenta come apostolo di Cristo, l'apostolo, cioè è colui che vuole proprio portare il messaggio di Cristo, perché Dio lo ha voluto, lui è un apostolo, si presenta di Gesù Cristo per volontà di Dio, perché Dio lo ha voluto. E allora la prima cosa che possiamo dire è veramente: sia fatta la tua volontà, Signore, sia fatta la tua volontà. Se anche noi, anche se non siamo importanti come l'Apostolo Paolo, siamo dei mandati, noi siamo mandati, non abbiamo lo stesso privilegio, non abbiamo lo stesso prestigio di Paolo, ma siamo mandati anche noi per la tua volontà. Allora sia fatta la tua volontà, potremmo dire in un certo senso, manda a me. E un secondo ragionamento che potremmo fare è che Paolo e Timoteo, perché Paolo si presenta come apostolo e il fratello Timoteo, cioè anche lui, o Timoteo, se pronunciato alla greca, come ci dicono gli studiosi, Paolo e Timoteo, o Timoteo che si vogliono, sono una piccola squadra e lavorano meglio se sono squadra insieme. E questa è un'altra osservazione che noi potremmo fare. Quando noi siamo squadra, noi lavoriamo meglio. Quando noi siamo insieme, nell'unità, nella congiunzione delle forze, noi riusciamo a dare risultati migliori. E la lettera è rivolta ai santi di Colosse. I santi non sono quelli che si dicono santi secondo un certo tipo di tradizione, noi dell'ambiente lo sappiamo già, ma eventualmente qualcuno ci ascoltasse fuori da questo ambiente sa che oggi è il giorno di Santa Caterina, no? È una festa popolare celebre a Udine. Non sono questi i santi sono i separati, sono coloro che sono stati messi da parte da Dio e quindi che sono separati dal mondo, non perché sono migliori degli altri, ma perché sono stati riscattati dal sangue di Cristo. E questi sono i santi di Colosse, come sono quelli di Udine, di Pasea di Prato o di Messina, non importa. Sono coloro che sono stati riscattati, e a questi santi, a quelli di Colosse in particolar modo, ma un po' a tutti coloro che sono stati riscattati dal sangue di Cristo, che Paolo chiama santi, a tutti questi si rivolge la lettera. E in questa lettera si dice proprio: sia ringraziato il Signore perché vi ha dato la grazia, perché vi ha dato il perdono dei peccati. Non siete soltanto dei santi separati, ma siete dei graziati. E allora la pienezza della grazia si manifesta lentamente ma con decisione nella vita di questi santi. La pienezza della grazia è potremmo dire, work in progress, è un progresso che ogni separato dal mondo per il sangue di Cristo sta facendo. Quindi il nostro progresso personale nella scrittura, nella preghiera, ci fa essere sempre più pieni
della grazia. C'è una progressione, insomma, della grazia, della qualità della grazia, che si è rivelata nella sua immediatezza nel momento in cui abbiamo accettato il perdono dei peccati che tutti abbiamo commesso, ma si rivela nella continuità, in una continuità ascendente, crescente. E allora il ringraziamento prima di tutto per questo che sta accadendo, un ringraziamento a Dio Padre e a Cristo Figlio. Osservate questo passaggio molto teologico, no? Dio Padre e del Signore Gesù Cristo e Dio Figlio. Nel ringraziare Dio Padre si ringrazia anche Dio Figlio e si prega sempre. Cosa dice l'Apostolo? Preghiamo sempre per voi. Le preghiere per la comunità sono importanti e preziose. Pregate per i predicatori, pregate per i conduttori della domenica, pregate per coloro che vivono una conduzione dal punto di vista musicale. Si vuole insegnare a pregare per la comunità, e anche qui Paolo vuole insegnarci con questa parola a pregare per la comunità. La vostra fede in Cristo è risaputa, ne abbiamo sentito parlare, la conosciamo, ci conosciamo, nella nostra comunità ci conosciamo, e allora proprio perché ci conosciamo possiamo più spesso pregare gli uni per gli altri, richiamandoci anche nei nostri nomi, nelle nostre famiglie. E poi Paolo sempre a dire: lo so, voi avete amore, i colossesi hanno amore, bisogna imparare ai colossesi ad avere amore, gli uni per gli altri. C'è un amore che congiunge i colossesi alla luce di una speranza condivisa, una certezza, perché questa speranza non è una vana attesa, non è un speriamo che accada così, tra virgolette, ma è la certezza che vi sia un posto in cielo riservato. Viene in mente un po' il posto che è riservato a una persona in un incontro pubblico, in un convegno. Noi siamo ospiti di un convegno, entriamo e troviamo delle sedie con un cartello riservato, è riservato alle autorità, magari il sindaco, il presidente della regione, non lo sappiamo, ma a questo convegno ci sono dei posti riservati e noi abbiamo dei posti riservati per noi in cielo. Mi viene in mente questo esempio. In cielo ci sono tanti posti perché la speranza è immensa, la bontà di Dio è assoluta, non è riservativa, ma nel Paradiso ci sono posti che sono stati riservati ai santi e la nostra conoscenza del Vangelo ci induce a comprendere appunto come questo essere santi che hanno un loro posto riservato in cielo è la dimostrazione di come questa speranza è una certezza. Tra voi c'è il Vangelo, dice ancora Paolo, che sta portando frutti nel mondo ed è abbastanza importante sottolineare questo fatto perché Paolo sta parlando 2000 anni fa e oggi i frutti nel mondo si vedono. Paolo stava parlando di un mondo che è essenzialmente quello mediterraneo, dove il Vangelo cominciava a portare frutti, e guarda un po', il Vangelo oggi si è esteso in Asia, in Africa, in America, quell'America che quella volta non era conosciuto, e anche oggi cresce. Cresce anche tra di voi, dice Paolo ai Colossesi, non cresce soltanto nel mondo ma anche tra di voi. E così la crescita potremmo dire che è veramente proporzionale alla conoscenza, perché se conosci, cresci, chi conosce, cresce. E in questo senso è importante il ruolo di Epafra o Epafra, che dir si voglia, perché è un insegnante, è un fedele ministro. Tramite lui noi vi conosciamo, noi, Paolo sta riferendosi a quello che è
il suo ruolo di apostolo assieme al fratello Timoteo, quindi noi conosciamo voi per l'intervento, per quanto Epafra ci ha detto. Epafra che è un fedele ministro, e qui questi versetti iniziali ci fanno venire in mente anche Seconda Corinzi, il primo capitolo, Efesini, il primo capitolo, che hanno lo stesso tono, che anche Paolo apostolo di Cristo si qualifica come Gesù per volontà di Dio, lo stesso tono che troviamo in Filippesi, e andiamo subito a cercare il capitolo 1 tra i versetti 3 e 6, osserveremo alcuni parallelismi quindi con quello che abbiamo letto, ripeto, capitolo 1 versetti 3, 6. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, e ho questa fiducia che colui che ha incominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dunque, la certezza che l'opera andrà a compimento, il ringraziamento per l'opera che sta andando a compimento, e la consapevolezza che la preghiera è importante, fondante per chiedere al Signore intervento per la Chiesa. In prima Tessalonicesi, e quindi andiamo a girare un po' le pagine della Bibbia, del nostro Nuovo Testamento, per cercare prima Tessalonicesi al capitolo 1 ai versetti 2 e 4, ancora il tono del ringraziamento, sentite? Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, chiamato per nome Gianni, Antonio, Roberto, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Vado avanti. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti, sapete che ci siamo comportati fra di voi, come ci siamo comportati fra di voi, scusate, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. In effetti sarebbe sufficiente concentrarci sui versetti 2 e 4 che rileggo. Noi ringraziamo sempre Dio per voi, tutti nominandovi nelle vostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede e delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza. Attenzione a questo termine speranza, che è la certezza del nostro Signore. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. E anche qui il richiamo è all'elezione e alla scelta da parte di Dio degli uomini che sono chiamati santi. Avete imparato da Epafra, abbiamo trovato, il ruolo degli insegnanti è importante, e gli insegnanti vanno riconosciuti come tali, Paolo dice. Infatti c'è un uomo che è un caro compagno di servizio, fedele, ministro di Cristo, per voi è una benedizione, per voi, e quindi sappiatelo, sta dicendo Paolo. L'Apostolo quindi accredita Epafra. Nel mondo ognuno accredita se stesso, è vero? Abbiamo un po' tutti più o meno questa tendenza a dire che sono bravo io, se lodi gli altri è in modo un po' formale. Nella Chiesa di Cristo invece ci si accredita e ci si apprezza in modo non formale, ma in modo amoroso. E l'informazione genera preghiera, perché chi
è insegnante accreditato in forma e l'informazione genera appunto preghiera. Abbiamo saputo che avete ricevuto la predicazione, avete conosciuto e allora preghiamo incessantemente, e questo avverbio incessantemente vuol dire che non smettiamo di pregare anche se siete salvati, sappiamo che siete già a posto in un certo senso, ma anche se siete già a posto noi preghiamo per voi perché la vostra conoscenza abbondi, perché siate ricolmi della profonda conoscenza, perché la conoscenza, qualche volta anche la conoscenza della Bibbia può essere superficiale e noi preghiamo perché la conoscenza che voi avete della Bibbia non sia mai superficiale, ma che sia abbondante, ricca, di ciò che Dio vuole e di ciò che Dio pensa. Noi dobbiamo avere una conoscenza la più completa possibile e soltanto con lo studio, l'esame continuativo della scrittura, della parola di Dio, noi abbiamo la profonda conoscenza di cui si parla. E la conoscenza poi mette in moto anche comportamenti adeguati, perché camminate in modo degno di Lui, non basta conoscere ma bisogna anche mettere in pratica, quindi camminare in modo degno di Lui e piacergli. E poi due concetti che sempre si legano a vicenda: siate perseveranti e ringraziate. La perseveranza porta con sé connesso il senso del ringraziamento. Guardate ora il versetto 5, la verità del Vangelo. In altri testi il Vangelo della scrittura, il Vangelo della grazia, Atti 20, Vangelo del Figlio suo, Romani 1. In Seconda Corinzi noi troviamo scritto che Vangelo della gloria di Cristo, al capitolo 4. In Efesini è scritto il Vangelo della pace, al capitolo 6. In Apocalisse il Vangelo eterno, capitolo 14. In Colossesi 1,5 si parla della predicazione della verità del Vangelo, sostanzialmente in tutti verità che venga creduta. C'è una verità profonda nel Vangelo, una buona notizia, la vittoria di Cristo, che deve essere creduta. Cristo è morto per offrire il perdono completo dei peccati ed è risorto affinché chi crede possa vivere in eterno. E quindi i cristiani debbono combattere insieme per la fede del Vangelo. La cosa da ricercare è quindi conseguenzialmente la comunione con chi crede. Bisogna lavorare, ho letto un commentatore che dice, si chiama MacArthur, questo studioso, bisogna lavorare duramente per l'avanzamento del Vangelo. È una parola questa che ho letto che mi ha messo in crisi, perché tante volte noi lavoriamo leggermente, sì, non cerchiamo di non fare troppa fatica, e allora mi viene in mente questa domanda che magari se volete ce la facciamo anche nella riflessione consecutiva a questo momento: quanto siamo pronti a soffrire per il Vangelo? Perché noi siamo in una società abbastanza tollerante, tutto sommato, dove non ci sono grandi problemi, no? E dove noi non abbiamo nemmeno tanta voglia di soffrire. Magari adesso viene freddo, non ho voglia di andare alle riunioni in chiesa la domenica, il venerdì. No, quanto siamo disposti a soffrire per il Vangelo? Dobbiamo anche assicurare che la nostra vita poi non sia un ostacolo al Vangelo. Quindi in questo senso dobbiamo stare attenti ai comportamenti. Poi, quindi, quanto siamo disposti a soffrire per il Vangelo. Numero 2, assicuriamoci che la nostra vita non sia un ostacolo al Vangelo, perché se io mi comporto male, chi mi vede dice: se questo è un testimone del Vangelo, io voglio essere testimone di qualcos'altro. Poi, mai vergognarci del Vangelo. Ricordiamo che è stato proclamato con la potenza dello Spirito Santo. Non siamo noi abili, fa tutto lo Spirito Santo. E i versetti 3 e 8 delineano 7 aspetti del Vangelo. 7 aspetti del Vangelo che sono: ricevuto per fede, genera amore, si fonda sulla speranza, raggiunge il mondo, produce frutti, radicato nella grazia, proclamato dagli uomini. Lo rileggo, che se qualcuno online magari sta prendendo gli appunti
Numero 1, ricevuto per fede. Numero 2, genera amore. Numero 3, si fonda sulla speranza, che abbiamo detto è certezza. Numero 4, raggiunge il mondo. Numero 5, produce frutti. Numero 6, è radicato nella grazia. Numero 7, proclamato dagli uomini. Abbiamo detto Paolo è grato a Dio per la fede dei Colossesi e continua nell'opera di preghiera per loro. Essi sono obbedienti. Il concetto di fede si coniuga qui a quello dell'obbedienza. Bisogna comprendere a fondo il concetto di fede salvifica, che è viva perché esiste, in quanto la fede morta non è salvifica. La fede salvifica è ravvedimento e obbedienza. È un dono di Dio. Non dobbiamo dimenticare, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, Giovanni 6. Non dobbiamo dimenticare che l'autenticità della fede non può mai svanire. Lo dicono Abacuc al capitolo 2 di Romani 1, Galati 3, Filippesi 1, Ebrei 10, ripeto Abacuc 2, Romani 1, Galati 3, Filippesi 1, Ebrei 10, l'autenticità della fede non può mai svanire. Chi obbedisce a Dio offre la prova. Poi la fede, un altro concetto che dobbiamo mettere in evidenza, non va mai disgiunta dalle opere. Infatti la fede autentica è un cambiamento di vita e uno dei cambiamenti è l'amore per gli altri e quindi è un'opera questa che diventa. Non è il presupposto della salvezza ma la conseguenza. Non è sospesa nel vuoto la fede, produce effetti. Leggiamo Giovanni 13, versetti 34 e 35. E noi troviamo questo amore biblico che non è un'emozione, ma è un servizio sacrificale. Dimostriamo amore quando ci sacrifichiamo per soccorrere nei bisogni. Allora la fede nella verità, l'amore per gli altri, un amore soprattutto per i credenti, ma non soltanto. Infatti non siamo salvati per simpatia, ma siamo salvati per amore. E quindi Cristo che ci salva per amore ci chiede anche di essere soggetti d'amore, a causa della speranza che vi è riservata ai cieli. Abbiamo trovato scritto, e ancora una volta, speranza che è certezza, che si lega con fede e amore. Essere chiamati figli di Dio è la nostra speranza, è la nostra certezza. Sacrifichiamo il presente sull'altare del futuro, avere lo sguardo rivolto alla ricompensa, come fece Mosè e come ci ricorda l'autore di Ebrei al capitolo 11, versetto 26, che parla proprio in questi termini, avere lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ci soffermiamo anche sulla dichiarazione del verso 14 del nostro capitolo 1, del versetto 6 del nostro capitolo 1 di Colossesi. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto. È il Vangelo, no? Soggetto che è predicato in tutto il mondo. Lo sappiamo bene noi. Questo leggiamo in Matteo 24, eccolo, capitolo 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Un Vangelo quindi che è un atto in un certo senso iniziale per la salvezza, in un certo senso persino conclusivo. Noi non cessiamo di pregare per voi. Noi, Paolo e Timoteo, dicevamo, preghiamo e ribadiamo questo concetto, perché conosciate la volontà di Dio pienamente, perché abbiate intelligenza spirituale in abbondanza e possiate camminare in modo a piacere a Dio. Noi preghiamo per voi che state bene. Può sembrare superfluo, di solito si prega per chi sta male. Paolo e Timoteo invece pregano perché continuino a stare bene e pregano esattamente per questi obiettivi. Ne abbiamo individuati 7, vediamoli insieme. Perché siano ricolmi di profonda conoscenza, perché
siano pieni di sapienza e intelligenza spirituale, perché camminino in modo degno, perché possano piacere a Dio, perché siano fortificati, perché siano perseveranti e perché sappiano ringraziare Dio. Al versetto 13 l'Apostolo ricorda la libertà del cristiano, liberato dalla potenza delle tenebre, trasportato nel regno del suo amato Figlio. Trasportato indica la rimozione, il cambiamento generato da Lui. È Lui che trasporta, non possiamo noi con le nostre fatiche. Mi viene in mente un viaggio in un luogo lontanissimo, l'aereo mi trasporta, non sono capace di andare a piedi, devo essere trasportato. Ora noi abbiamo una grande responsabilità, dimostrare l'appartenenza al regno, perché il trasporto è già stato fatto per noi e dobbiamo comportarci come sudditi, e come sudditi dobbiamo rappresentare in maniera appropriata il nostro re. E per essere sudditi avevamo bisogno della redenzione e il perdono. Redenzione, riscatto, il risultato del riscatto è il perdono, la remissione della colpa e ora, allontanate le nostre colpe, come è lontano l'Oriente dall'Occidente, dice il Salmo 103, versetto 12, ora, vivendo in Cristo, l'immagine a concretezza visibile di un Dio invisibile, ecco che trascorriamo la nostra vita in questa certezza. Voglio riagganciarmi al versetto 13, che è la conclusione, il 13 e il 14 li leggiamo, perché dal versetto 13 poi ripartiremo proprio la volta prossima, venerdì prossimo. Ma intanto io rileggo il versetto 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Queste cose, dette ai Colossesi, potrebbero essere persino ripetitive, perché le ha già dette, e quindi perché l'Apostolo le ripete? Ma io penso che la risposta sia questa, proprio per dare maggiore coscienza, maggiore consapevolezza. Anche noi dobbiamo ripeterci sempre queste cose, perché potremmo dirci erroneamente, io ho già letto la Bibbia, io che vi parlo, per esempio, Colossesi, credo di averla letta 6-7 volte, non lo so, non le ho contate. Non c'è bisogno che rilegga qualsiasi altro libro, io lo leggo una volta e dopo cosa faccio? Lo metto via. Invece la parola di Dio è un libro che va letto in modo continuo, che va sedimentato, che va ripensato, che va riscoperto giorno per giorno, perché ogni giorno possiamo fare una scoperta nuova. E allora ecco che Paolo non sta dicendo inopportunamente queste cose, perché lo sapete già, lo sappiamo tutti, noi che viviamo nell'ambito della fede in Gesù Cristo, soprattutto nell'ambito delle chiese evangeliche che hanno una certa sensibilità maggiore di altri mondi alla lettura della Bibbia, noi sappiamo che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Noi sappiamo che ci ha trasportati, ha fatto Lui l'azione del trasporto nel regno del suo amato Figlio, e noi sappiamo che in Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Lo sapevamo, e cosa ce lo facciamo? Ce lo torniamo a dire? Sì, ce lo torniamo a dire. Ci torniamo a dire ancora una volta che in Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. E per l'ennesima volta possiamo dire Amen. Abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Amen. Così è. Perché è il potere di Dio che ci libera da ogni negatività e ci trasporta nel regno del suo amato Figlio. Non riusciamo in questo momento della nostra storia personale a sconfiggere altre potenze nemiche. La guerra, la fame, la miseria, le malattie, non riusciamo a vincere queste cose. Il Signore ci promette, e questa speranza è una certezza, che appunto ci libera dal potere delle tenebre, ci trasporta nel regno del suo amato Figlio. Con questa redenzione, con il perdono dei peccati. Leggeremo poi che caratteristiche ha il Figlio proprio nella prossima occasione in cui ci incontriamo
per affrontare ancora la lettera ai Colossesi, per affrontare ancora fino in fondo il capitolo 1. Per chi ci segue abitudinariamente, consiglio la lettura del capitolo 1, sono anche altri versetti, quindi finisce con il versetto 29, così la prossima volta che ci incontriamo ci troviamo già in un certo senso un po' preparati. E ci lasciamo con questo. Chi ci segue soltanto online, diciamo Chiesa Cristiana Evangelica di Udine, via Croazia, se volete venire a trovarci anche soltanto per conoscerci, noi non diamo nessun ordine di scuderia a chi entra con libertà, non dovete fare nessuna tessera, non dovete pagare nessun ticket d'ingresso, basta che veniate e vi rechiate qui in via Croazia 14, siamo nella zona di Udine, mercato ortofrutticolo, cimitero di Cusiniaco, se volete, noi ci troviamo con umiltà e con la consapevolezza però che la nostra speranza in Gesù Cristo è una certezza. Arrivederci.